I docenti fanno le valigie, da Agrigento in 34 trasferiti al nord. Di contro, pur di abbandonare il precariato, arriveranno in provincia di Agrigento 11 docenti di strumento musicale e 3 su posto comune. Questo è il risultato della fase B della nuova riforma sulla scuola voluta dal governo Renzi, che sta inviando al nord centinaia di professori. E prima di preparare le valigie, molti docenti in questi giorni si stanno recando nei locali dell'ufficio scolastico provinciale, in fibrillazione per l'immissione a ruolo che li vedrà costretti a migrare in città della Liguria, del Piemonte e della Lombardia. Da un lato la fine dello stato di precariato, dall'altro lo smembrarsi di molte famiglie. Nel sostegno al primo posto si piazza la Lombardia con oltre 10 posti, nelle varie aree disciplinari seguite dalla Liguria, dal Lazio con più di 5 cattedre, a scendere Emilia-Romagna, Veneto, Umbria e Toscana. Una riforma dagli effetti non condivisi da molti professori e contro cui si batte il Movimento 5 Stelle, secondo cui si dovrebbe andare subito a un referendum per abrogare la legge. Prima concludono i 5 Stelle che la riforma lasci cicatrici indelebili nella scuola. E da una migrazione indirizzata e quasi imposta, quella dei docenti, ad una via di fuga volontaria da Agrigento verso l'estero. Sono in circa 50 gli studenti che, dopo aver conseguito la maturità in questo 2015, si sono presentati alla responsabile della segreteria del provveditorato agli studi di Agrigento per avviare le procedure necessarie all'espatrio per motivi di studio. Le nazioni più gettonate sono la Bulgaria e la Romania. Hanno preso la decisione di trasferirsi all'estero, non avendo più fiducia non solo nei test, ma per gli alti costi delle università e degli studi in Italia. Intanto è tutto pronto al liceo classico Empedocle, diretto da Anna Maria Sermenghi, per l'avvio dell'anno scolastico. L'inizio delle lezioni è previsto per le classi del primo liceo e del quarto ginnasio mercoledì 9 settembre alle 8:30 nella sede centrale. Tutte le altre classi inizieranno l'anno scolastico giovedì 10 alle 8:10.